Scuole superiori del Bassanese in subbuglio dopo la notizia del sondaggio shock che per primi abbiamo divulgato, balzata agli onori della cronaca nazionale. Intanto studentesse e studenti che abbiamo ascoltato hanno sottolineato la gravità dell'azione commessa dall'autore, che lo ricordiamo ha realizzato una lettera di scuse per quanto scritto e poi rimosso, ponendo l'accento sul peso delle parole, soprattutto quando vengono scritte online, e sono molto toccati dal fatto che siano state tirate in ballo 3 giovani donne vittime di femminicidio. Ogni donna ha i propri diritti come l'uomo e merita specialmente la vita. Anche perché, tra l'altro, una delle 3 vittime di femminicidio, Giulia Cecchettin, aveva pochi anni più di voi. Esattamente, non aveva fatto nulla di male, era solo una studentessa che viveva la sua vita, aveva delle amicizie e una famiglia. Non è giusta e dovrebbero anzi portare avanti la parola e non fare queste cose orribili al mondo d'oggi. Non pensavo fossimo arrivati a sto punto e spero che comunque si diano una svegliata, perché non è possibile continuare così, devono capire che queste cose hanno peso e che comunque non vanno bene. Avevano praticamente la nostra età, avevano letteralmente una vita davanti, non ha senso fare questo sondaggio qua per chiedere chi meritava di morire, perché ognuno merita una vita, ognuno si deve fare una vita, ognuno deve fare quel che sogna di fare. È una roba che non arriva, è talmente sbagliata che non riesco neanche a capire perché gli sia venuta in mente questa roba, sinceramente. È stato fatto sicuramente con sciocchezza, senza pensarci, però non è giustificabile dire che è giovane e quindi va bene. Non puoi pensare di chi merita di morire più, cioè è un qualcosa a cui uno non riesce a pensare, è proprio va contro l'umanità di per sé. Ogni vita è importante, quindi non è che bisogna decidere tra quale vita sia meglio, ma assolutamente sono 3 ragazze che dovevano vivere e non c'è alcuna motivazione, alcuna scusante a quello che è successo.